Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. L'inno delle lodi. Folgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra. Dagli abissi della morte, Cristo ascende vittorioso, insieme agli antichi padri. Accanto al sepolcro vuoto, invano veglia il custode, il Signore è risorto. O Gesù Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Irradia sulla tua Chiesa, regno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua. Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Rendete grazie al Signore, egli solo ha fatto prodigi. Alleluia. Lodate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio dei Dei, eterna è la sua misericordia. Lodate il Signore dei Signori, eterna è la sua misericordia. Egli solo ha compiuto meraviglie, eterna è la sua misericordia. Ha creato i cieli con sapienza, eterna è la sua. Ha stabilito la terra sulle acque, eterna è la sua misericordia. Ha fatto i grandi luminari, eterna è la sua misericordia. Il sole per regolare il giorno, eterna è la sua misericordia. La luna e le stelle per regolare la notte, eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. rendete grazie al Signore, egli solo ha fatto prodigi. Alleluia. Ha fatto uscire il suo popolo dall'Egitto, eterna è la sua misericordia. Alleluia. Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti, eterna è la sua misericordia. Da loro liberò Israele, eterna è la sua misericordia. Con mano potente e braccio teso, eterna è la sua misericordia. Divise il Mar Rosso in due parti, eterna è la sua misericordia. In mezzo fece passare Israele, eterna è la sua misericordia. Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
ha fatto uscire il suo popolo dall'Egitto. Eterna è la sua misericordia. Alleluia. Ci hai liberati, Signore, dai nostri oppressori. Alleluia. Guidò il suo popolo nel deserto. Eterna è la sua misericordia. Percosse grandi sovrani, eterna è la sua misericordia. Uccise dei potenti, eterna è la sua misericordia. Seon, re de Amorei, eterna è la sua misericordia. Ogre di Basan, eterna è la sua misericordia. Diede in eredità il loro paese, eterna è la sua misericordia. In eredità Israele il suo servo, eterna è la sua misericordia. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, eterna è la sua misericordia. Ci ha liberati dai nostri nemici, eterna è la sua misericordia. Egli dà il cibo ad ogni vivente, eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio del cielo, eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. ci ha Liberati, Signore, dai nostri oppressori. Alleluia. Dio ci ha fatto rinascere a una viva speranza. Alleluia. In Cristo risorto dai morti, alleluia. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne ma reso vivo nello Spirito. E in Spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere, quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Figura questa del battesimo che ora salva voi. Esso non è rimozione della sporcizia del peccato, del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo, il quale è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Poiché dunque Cristo soffrì nella carne, anche voi armatevi degli stessi sentimenti. Chi ha sofferto nel suo corpo ha rotto definitivamente col peccato per non servire più alle passioni umane, ma alla volontà di Dio, nel tempo che gli rimane in questa vita mortale. Basta col tempo trascorso nel soddisfare le passioni del paganesimo, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle crapule, nei bagordi, nelle ubriachezze e nel culto illecito degli idoli. Per questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e vi oltraggiano, ma renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti è stata annunziata la buona novella anche ai morti, pur non avendo subito, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivano secondo Dio nello Spirito. La fine di tutte le cose è vicina.
Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Cristo è morto per i peccati una volta per sempre, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, vive nello Spirito. Alleluia. Egli alla destra di Dio ha sconfitto la morte e ci ha fatto eredi della vita eterna. Messo a morte nella carne, vive nello Spirito. Alleluia. Dalle catechesi di Gerusalemme. Battezzati in Cristo e rivestiti di Cristo, avete assunto la natura simile a quella del Figlio di Dio. Il Dio che ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi ci ha resi conformi al corpo glorioso di Cristo. Divenuti partecipi di Cristo, non indebitamente siete chiamati Cristi, cioè consacrati. Perciò di voi Dio ha detto: non toccate i miei consacrati. Siete diventati consacrati quando avete ricevuto il segno dello Spirito Santo. Tutto si è realizzato per voi in simbolo, dato che siete immagini di Cristo. Egli, battezzato nel fiume Giordano, dopo aver comunicato alle acque i fragranti effluvi della sua divinità, uscì da esse e su di lui avvenne la discesa del consustanziale Spirito Santo, l'uguale si posò sull'uguale. Anche voi, dopo che siete emersi dalle sacre acque, è stato dato il crisma, di cui era figura quello che unse il Cristo, cioè lo Spirito Santo. Di lui anche il beato Isaia, parlando in persona del Signore, dice nella profezia che lo riguarda: lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri. Cristo non fu unto dagli uomini con olio o altro unguento materiale, ma il Padre lo ha unto di Spirito Santo, prestabilendolo Salvatore di tutto il mondo, come dice Pietro, Gesù di Nazaret, che Dio unse di Spirito Santo. E il profeta David proclamò: il tuo trono, Dio, dura per sempre, è scettro giusto, lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Egli fu unto con spirituale olio di letizia, cioè con lo Spirito Santo, il quale è chiamato olio di letizia perché è Lui l'autore della spirituale letizia. Voi invece siete stati unti con il crisma, divenendo così partecipi di Cristo e solidali con Lui. Guardatevi bene dal ritenere questo crisma come un puro e ordinario unguento. Santo è questo unguento e non più puro e semplice olio.
Dopo la consacrazione non è più olio ordinario, ma dono di Cristo e dello Spirito Santo. È divenuto efficace per la presenza della sua divinità e viene spalmato sulla tua fronte e sugli altri tuoi sensi con valore sacramentale. Così, mentre il corpo viene unto con l'unguento visibile, l'anima viene santificata dal santo e vivificante Spirito. Venendo alla fede avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, promesso che è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato, all'ode della sua gloria. Alleluia. Con l'unzione Dio ci ha segnati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. All'ode della sua gloria. Alleluia. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore, o eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paracleto. O Cristo, Re della gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre e la salvezza dell'uomo, vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre, verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccogli i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Cristo risorto ha illuminato il suo popolo,
redento dal suo sangue. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, redento dal suo sangue. Alleluia. il nostro Redentore è risorto dai morti. Cantiamo inni al Signore nostro Dio. Alleluia. Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore, benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite
il nostro Redentore è risorto dai morti, cantiamo inni al Signore nostro Dio. Alleluia. Alleluia, il Signore è risorto come aveva predetto. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetri gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, e stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto, questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, il Signore è risorto, come aveva predetto. Alleluia. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia. Alleluia, ci esultiamo, alleluia. Per la terza volta Gesù risorto apparve ai discepoli. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso, per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
Cristo risorto risplende a tutti gli uomini la speranza della vita nuova. A Lui si innalzi la nostra preghiera. Padre, da noi la gloria del tuo Figlio. Dio santo e fedele, che manifesti la tua misericordia a tutte le generazioni, Rinnova nel nostro tempo i prodigi della Pasqua. purifica i nostri cuori con la luce della tua verità. Guidaci sulla via della giustizia e dell'amore. Fa risplendere su di noi il tuo volto. Liberaci dal male e saziaci con i beni della tua casa. Tu che hai dato agli apostoli la tua pace, Fa che essa regni su tutta la terra. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. o Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo, il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io ne venga strumento efficace per l'edificazione del Regno, e nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te lo ricorrono, in particolare per gli amici della Santa Chiesa, per quelli che sono
Canto d'ingresso, Cristo risusciti, pagina 50. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. In terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nel mistero pasquale hai offerto all'umanità il patto della riconciliazione, donaci di testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo dopo la guarigione del storpio, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante della guardia del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e insegnavano in Gesù la risurrezione dei morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiungesse circa 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro, e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli. Con quale potere e in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul benefico recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scattata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro modo e in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele: il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore: il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Alleluia, alleluia.
giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli. Disse loro Simon Pietro: Io vado a pescare. Gli dissero: Veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: Figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: No. Allora egli disse loro: Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: È il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse allora Gesù: Portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: Venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandare: Chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Questa nuova apparizione che ci viene presentata nel Vangelo in questa settimana di Pasqua ci riporta lì dove tutto era cominciato, sul lago di Galilea, quando Gesù aveva chiamato i primi apostoli. E potremmo dire così, adesso i discepoli si mettono a pescare dopo che Gesù è risorto, quasi riprendendo il comando del Signore: sarete pescatori di uomini. Ma non prendono niente. È quasi il simbolo di una chiesa, delle prime esperienze degli apostoli, che così sembrano quasi infruttuose, una chiesa che si dà da fare ma non pesca. E sembra avvisarci di un pericolo questo Vangelo. Forse a noi oggi, tutte le volte che abbiamo programmato la nostra pesca pastorale e le nostre attività di evangelizzazione, magari anche fatte bene, e non hanno portato a nulla, è forse perché non c'è Gesù, non portano a Gesù. Questo Vangelo ci invita a capire che
stiamo lavorando per Lui, perché il mondo conosca Lui, ami Lui, invochi Lui, non noi, i nostri successi, i nostri abbondanti numeri che potremmo vantare. Certo, deve essere stato umiliante e frustrante per Pietro e gli altri non aver preso nulla, tanta fatica per niente. Ma ancora una volta il Vangelo ci ricorda che la misura del risultato non è il nostro successo, ma portare dei pesci, secondo la parola di Gesù, sulla tua parola getterò le reti, dice un brano parallelo di Luca a Pietro. Per la tua parola faccio questo, non per soddisfare l'efficacia della mia parola, per un ritorno personale. Ecco, non siamo noi a salvare il mondo, è la parola di Dio che salva. Quella parola da tutti scartata è la pietra d'angolo, ci ricorda Pietro. In un grande tempio fatto di pietre solide, inamovibili, è Gesù la vera pietra sulla quale costruire l'edificio della Chiesa e l'edificio della nostra vita. Anche Pietro ricorderà nella prima lettura gli Atti degli Apostoli, molti di quelli che avevano ascoltato la parola credettero. Ma non sono i miracoli che ci attribuiamo a portare all'incontro e alla comunione con Gesù. E poi un altro dettaglio in questo Vangelo: Gesù prepara del pesce e spezza il pane. Ancora una volta un gesto di familiarità, ecco, di comunione. Questa apparizione manifesta alla Chiesa, la prima Chiesa degli Apostoli, a noi, Chiesa, a ciascuno di noi, che Gesù è qui che ci aspetta nell'Eucaristia, nell'ascolto della sua parola. Nonostante i fallimenti, nonostante lo scoraggiamento, nonostante abbiamo fatto di testa nostra, Gesù non ci abbandona, si accosta a noi e ci incoraggia, come ha fatto con i discepoli. Venite, mangiate, come a dire: vostra ricompensa sono io. Voi già partecipate alla mia vita divina, non scoraggiatevi, ci sono io. Ecco, il Signore Gesù rimane vicino a noi nelle vicende della vita e ci invita a essere coraggiosi annunciatori della sua parola che salva, alla quale chiami a partecipare quei 153 pesci, simbolo di tutti gli uomini e le donne di questo nostro tempo, perché nessuno sia escluso. Ecco, rendici, o Signore, tuoi messaggeri anche di fronte alle prove del ministero, purifica le nostre azioni se male orientate, confortaci di fronte alle fatiche e alle delusioni, riaccendi il nostro desiderio e l'entusiasmo di lavorare per il tuo regno, per portare il tuo amore e la tua pace a ogni creatura. Il risorto è stato riconosciuto in riva al lago dai discepoli affaticati dopo una notte senza aver pescato nulla e ha operato per loro il prodigio di una pesca abbondante. Certi che il Signore Gesù opera ancora prodigi in mezzo a noi, così ora lo preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa e i Vescovi, perché nel loro ministero annuncino con franchezza la verità e promuovano la giustizia, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che sono in carcere, perché incontrino persone che sappiano destare loro fiducia e speranza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti sono senza lavoro, perché trovino presto un'occupazione che consenta loro una vita dignitosa e realizzata, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i cristiani che vivono in luoghi dove la fede è ostacolata, perché abbiano da te la forza e il coraggio per vivere nelle difficoltà e nelle avversità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi che siamo invitati ad essere commensali del Signore Gesù, perché sappiamo riconoscere nel pane e nel vino il Signore che si manifesta, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore risorto, che ti sei rivelato ai discepoli attraverso la pesca miracolosa e il pasto con loro, fa che anche noi ci sentiamo beneficiari di questo prodigio ogni volta che da te riceviamo il pane che ci sazia per la vita eterna. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre per i secoli dei secoli. Amen. O Dio dell'universo, pagina 118. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nella tua bontà, o Signore, porta a compimento in noi questo santo scambio dei doni pasquali, perché dall'amore per le realtà terrene siamo condotti al desiderio delle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo,
nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione d'ogni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Sostieni nell'impegno cristiano i tuoi figli, che mediante il lavacro della rigenerazione hai chiamato a far parte del tuo popolo, con il tuo aiuto possano camminare sempre in novità di vita. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli, ogni onore e Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nella tua bontà, o Signore, porta a compimento in noi questo santo scambio dei doni pasquali, perché dall'amore per le realtà terrene siamo condotti al desiderio delle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Amen.
perché santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nella celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione d'ogni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Sostieni nell'impegno cristiano i tuoi figli, che mediante il lavacro della rigenerazione hai chiamato a far parte del tuo popolo. Con il tuo aiuto possano camminare sempre in novità di vita. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore, nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo.
Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, vedi in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Tu fonte viva,
pagina 167. Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Madre Santa, pagina 103.